Tensioni a bordo della nave quarantena Rhapsody che ospita centinaia di migranti a poche miglia da Porto Empedocle. Durante una manovra di avvicinamento al porto del comune empedoclino, 3 migranti tunisini hanno tentato una disperata fuga dalla nave, decidendo di tuffarsi. Sono riusciti a raggiungere la terraferma, dileguandosi per le strade di Porto Empedocle. 2 di loro sono stati bloccati e fermati, mentre il terzo è riuscito a scappare. Un altro migrante invece in solitaria ha tentato la fuga dalla nave cercando di calarsi con un lenzuolo. Qualcosa però non ha funzionato. Il migrante, un tunisino di 45 anni, è caduto sbattendo con violenza sulla banchina. È stato ricoverato in condizioni gravi e la sua prognosi è riservata. E poi la salma del migrante eritreo Syed Anwar, 20 anni, investito e ucciso da un'auto nella notte fra il 3 e il 4 settembre dopo essere fuggito dal centro migranti di Villa Sicania a Siculiana, è stata riesumata e sottoposta a una TAC. Poi è stata eseguita l'autopsia. Il pubblico ministero Chiarabisso ha chiesto al medico legale Alberto Alongi di accertare quali sono state le cause della morte, l'eventuale presenza di tracce e segni di traumi, violenze o contrizioni. Il quesito chiede inoltre di accertare se ci sono lesioni precedenti e non compatibili col sinistro ed eventualmente l'origine e la natura, nonché il contributo al decesso. Quesiti complessi che avranno una risposta nella relazione medica che sarà consegnata entro 60 giorni. La decisione della Procura di disporre un ulteriore accertamento è arrivata in seguito alla richiesta dell'avvocato Leonardo Marino, difensore dello zio del ragazzo, che nel procedimento si è costituito parte offesa. Il legale ha chiesto di verificare l'ipotesi che il migrante possa essere stato colpito con calci, pugni o manganelli da parte della polizia e magari la circostanza gli avrebbe impedito di alzarsi in tempo ed evitare che l'auto lo investisse uccidendolo sul colpo. Al momento l'unico indagato per ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga è il 34enne Alfonso Cumella di Realmonte.